Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Roll over and greasy down, I drag it through the hard ground. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Roll over and greasy down, I drag it through the hard ground. Hey, now the women, they sure has a time. The good men, well, they're just ain't enough. All the good girls are looking all the time. Good men is something that they can't find. They find one miraculous steal. They try to be loved and it's they can't be. Cause if they find one and let him go, chances are they might not never find one no more. So keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Roll over and greasy down and drive it through the hard ground. I know my man is hard to find. A good woman needs to ease her mind. And I know a few that need to ease it behind. All you gotta do is grease it down and everything is fine. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Keep it greasy, so go down easy. Roll over and grease it down and drive you through the heart of town. Girl don't need no fancy grease to get herself some rough release. Any kind of glue will do. Take it from another part of you. Glue from the north, glue from the south. Take a little slobber from the side of your mouth. From your mouth, from your mouth, from your mouth, from your mouth. Roll it over. Grease it out in. Here come that crazy screaming, shouting. Ah, 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 ah. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a voi, questa è la Keep It Greasy di Frank Zappa dal vivo. Buon gustaio che non sei altro, Antonino. Io sono Lorenzo Viviani, in regia Natalia, che ringrazio come sempre per sopportarci e supportarci, e dall'altra parte dell'etere è lui o non è lui? La bestia no, la bestia nera no, la bestia no. Bestia è un po' troppo esagerato. Ti senti un po' bestia oggi, dillo che sei un po' servego, come si dice dalle nostre parti. Pure Antonino. bestia, veramente, qua un disgraziato non può mettersi davanti al microfono quando vengono alle 5:30 di venerdì a farsi la trasmissione in grazia di Dio, che deve trovarsi a questo. Pure bestia, mi dissi, io non lo so. Pure bestia. Pure bestia, mi dissi, ma che cazzo, ma veramente? Cioè, io non ho parole davvero davanti a queste espressioni così colorite, cioè, veramente, così offensive. Veramente. Non si può andare avanti una storia d'amore con queste cose, cioè lo capisci che l'amore è bello se non è litigarello. Cazzo, bestia, mi hai chiamato bestia. No, stavo per citare un'espressione idiomatica del dialetto calabrese, per la precisione un cazzibetta. Cos'è che avevi detto quella volta che mi è rimasta mezza botta? Antonino ha chiamato mezza botta. No, mezza botta, se permetti, no, che io la botta la faccio tutta intera, grazie. Ecco, qui stiamo toccando vette altissime, signori, nemmeno cettola qualunque, davvero, stasera. Neanche cettola qualunque. Vabbè. Che dire. Ma dopo un esordio così mi hai ammosciato in una maniera vergognosa. Adesso te la fai tu la puntata. Intanto dove cavolo sei? In che parte d'Italia sei? Sto arrivando in questo momento a Sestri Levante, quindi
sono in movimento e ne approfitto per scusarmi perché non potrò stare con voi tantissimo e soprattutto sono in movimento, quindi sarà una puntata movimentata sicuramente, spero che la linea mi segua e non perdo, perché ho anche non vi spoilerò che compagnia telefonica ho, ma non riesco a prendere mai la linea. Appena mi sposto in qualche posto, prendo mezza galleria, mi parte subito, che è un po' la caratteristica della Liguria, devo dire. Però c'è anche una compagnia telefonica che si vede che sul territorio qua non è messa bene. Però sono Ci di si quelli può anche pigri, fermare un momento e poi caro dopo... mio, alle 18 ho un appuntamento molto importante che attendono solo me. Tra parentesi è una riunione a cui tengo, perché si parla sempre di territorio e Bravo. di futuro di territorio, quindi insomma devo esserci e devo arrivare anche puntuale per non far brutta figura, quindi purtroppo non mi posso fermare, fra parentesi vengo da una giornata abbastanza terrificante, perché stiamo presentando, questa la spoilerò nell'altra mia vita, il piano del parco, quindi stiamo, diciamo, facendo un passaggio in più con le comunità, che non è mai male rispetto all'iter burocratico del piano del parco, che non dovrebbe, diciamo, dovrebbe andare in approvazione, poi insomma il tempo delle osservazioni. Invece abbiamo deciso, cosa buona e giusta, di parlarne con le comunità locali. Dopo aver già fatto il passaggio con i comuni, con i tecnici dei comuni, abbiamo voluto fare anche questa, diciamo, Avete spiegazione in fatto assemblee bene. pubbliche. Ed è sempre sacrosanto e giusto confrontarsi con le persone, anche perché, guarda, non sembra, ma anche cose magari semplici, però può arrivare sempre un suggerimento in più, sempre un suggerimento in più. Detto questo, Antonino, sono le 18 e quasi quanto? Sono le 17, 41, 41 minuti e 50 secondi. Bravo, infatti c'ho l'orologio avanti di un'ora e avanti anche di 4 minuti in questo momento. Scusami, hai l'orologio avanti di un'ora perché ti sei già portata avanti sull'ora legale? Hai capito, sì, non ho aspettato. O non a lo volte, metti a invece posto no. dall'anno scorso, scusami. No, secondo me perché è un automatico e quindi devo averlo messo stamattina dopo un po' di tempo questo orologio e l'ho messo male e non sono stato attento all'orario, il bello è che sono un'ora avanti, pensavo di essere in ritardo tutto il giorno, quindi anche un bene, no? Vedi? E non ero in Vabbè, ritardo, mi sono scusato per niente. cioè tipo il bianconiglio di Vai corsa, pure tu. veramente. Vabbè, Sì, intanto, capisci? Sì, però non ero in ritardo, quello è il problema. bene, Vai. la cosa ci commuove. Amiche e amici miei, manda all'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, malgrado questo inizio agghiacciante. Io sono Antonino Danna, lui è un mezzabotta. Un mezzabot. E questa è la puntata numero 1162 di oggi, venerdì 27 marzo dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 per chi vuole mandare le zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure 0292 94 7222. Se volete essere dei nostri già da ora, il telefono è aperto. E permettete, siccome siamo due cafoni, vorremmo salutare questa brava ragazza Io l'ho che lavora, salutata. nonché splendida professionista, che lavora come veramente come un mulo tutti i santi giorni per permetterci di essere in cima all'antenna e proiettarci su tutta Italia. Cara Natalia, buonasera e buon lavoro. E con questo, consumati i riti di introduzione, possiamo passare al corpus, è vero, della nostra trasmissione. Eccoci qua. Allora, senti, dato che corpus non ce l'abbiamo oggi, perché siamo senza corpus, ti direi, potremo oggi, così in maniera spudorata, aprire un po' di telefonate, tanto per, insomma, sì, ascoltare intanto il telefono è aperto. Il telefono aperto, bene, e poi ti dà una pratica che da un po' che non facciamo e mi manca, perché mi piace anche l'altra mattina, mi sembra lunedì,
ho provato gusto, mi piace Sammy, li voglio bene, però lunedì mi sei piaciuto anche te, quindi sentire un po' di rassegna stampa agricola non mi dispiacerebbe, guarda. Grazie, anche perché oggi lo sapete c'è lo sciopero dei giornalisti, mi ha particolarmente commosso un'espressione che io ho udito, insomma, nel comunicato stampa letto al TG1 di quest'oggi, che i colleghi hanno deciso di devolvere una giornata di silenzio per tutti i giornalisti precari, sì, perfetto, Che è una va bene. vergogna. Guarda, posso dirti la Io mi verità? astengo dal commento per solidarietà di No, categoria. commenta, guarda, commento io per te, perché quando mi racconti anche a volte le cose, io, vabbè, lascia stare, però tanto non voglio neanche metterti in difficoltà, ma ti parlo dei ragazzi Sì, che scrivono sui giornali locali, degli amici che scrivono anche delle testate che magari, diciamo, nazionali, che hanno la parte locale. E quando mi dicono, posso dirti la verità, quanto li pagano ad articolo? sì, Poi, sì. poi ci stupiamo dei refusi, ma io per quella cifra lì tanta gente non si alzerebbe neanche dal letto. Io vi dico, è una cosa vergognosa. Parli di qualità, si parla a volte, ma guarda come... Ma ragazzi, ma quanto vengono pagati? Ma quanto ad articolo in maniera... guarda, proprio è una cosa... Allora Te io lo dico perché purtroppo facendo politica locale e territoriale conosci tanti questi ragazzi, ma anche ragazzi meno ragazzi, più o meno giovani sono ragazzi, ma perché ormai il ragazzo considero una persona ormai che arriva a 50 anni, persone in eterno precariato che vengono pagati 4 soldi per scrivere su anche delle testate importanti, stiamo parlando mica cioè su giornali locali, ma che hanno tiratura nazionale, cioè sai, sì, la appunto. solita pagina, non so, Spezia, la Riviera di Levante, di alcuni giornali del territorio. È una cosa agghiacciante, io capisco tutto, capisco che non se la passino bene i quotidiani, però è una sorta, ora non voglio dire una parola forte, una sorta di caporalato giornalistico. Ci deve essere una base, la Non è solo professionalità, questo, non è solo questo, è anche il fatto che purtroppo, visto che parliamo di stampa locale, la stampa locale, intanto io voglio salutare tutti i colleghi che lavorano nella stampa locale perché questa è una palestra di giornalismo insostituibile che nessuna scuola di giornalismo potrà mai uguagliare. Anche perché il giornalismo, grazie a Dio, è un mestiere, non professione, mestiere, che si impara a bottega, non si impara con la scuola. Si impara andando in giro, si impara facendo figure di merda, si impara prendendoti cazziate leggendarie da parte dei tuoi superiori se fai un pezzo che è scritto veramente con i piedi, per non dire un'altra parte anatomica del tuo corpo. Significa lavorare quando gli altri si divertono, significa correre appresso a una notizia che non sempre magari arriva prima a te, ma arriva a qualcun altro. Significa svegliarsi a orari impossibili con quel chiodo fisso in testa perché stai coprendo quella roba, stai seguendo quell'avvenimento. Dico questo, i ragazzi che lavorano in questa stampa molto spesso, da qualche tempo, l'ho notato in qualche piccola pubblicazione locale, vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale. Cioè c'è qualche figlio di puttana, perché io non riesco a definirlo in altro modo, di sedicente direttore che prende e sostanzialmente dà 2 o 3 dati per fare il ritratto della gloria locale, del paesano, di questo, di quello, li dà in pasto a ChatGPT per risparmiare quei 4 soldi che darebbe a un ragazzo che magari ha il sacro fuoco, che vuole andare in giro, che vuole sbattersi, che vuole lavorare. E te ne accorgi perché vedi che sono pezzi scritti con uno stile completamente grigio, con nome e cognome ripetuto tutte le volte, che non rispettano alcuna convenzione giornalistica e così via. E però non hanno la dignità di scrivere questo pezzo è stato generato con l'intelligenza artificiale. E questo è ancora più schifoso. Un'ultima cosa. Io ringrazio i colleghi che hanno deciso di devolvere una giornata di silenzio per tutti gli altri colleghi precari, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia vorrei ricordare ai colleghi che oggi fanno questa giornata di silenzio
che domani i colleghi precari continueranno a essere precari. Le grandi redazioni continueranno a ignorare i curricula che arrivano e puntualmente ciò che verrà detto sarà sempre quello. Non ci sono soldi, il momento è quello che è. Il momento è quello che è, lo sento ripetere dal 2008, siamo nel 2026. Io per mia fortuna, grazie a Dio, non mi lamento perché lavoro con la Serie A del giornalismo, sia con questa radio che grazie a Dio anche con Italia Oggi, per cui non ho mai trovato uno che mi abbia detto fai sta cosa per 30 centesimi a riga o €1 a post, come mi successe una quindicina d'anni fa, mi arrivò addirittura una proposta €1 a post, Quanto? 40 €1. €1 a post. Ma vedi Per un quanto io blog. dico che i social, io ma te ne rendi conto, €1 a post. Sì, Ma come ma puoi il dar problema qualità, sai qual è? Te lo spiego, ragionare, ma te lo riflettere? Cioè, spiego come se subito qual è. scrivere fosse come non so, allora vabbè, no, Ma vedi, il terrificante. problema è che l'Euro a post ci sono tanti stronzi che non sono giornalisti, che non sanno scrivere da giornalisti, che sono dei veri cani, i quali però, pur di avere la velleità di girare a parenti e amici la cosa per dire guardate sono un giornalista, guarda mamma senza mani, accettano, nella vita fanno altro oppure stanno ancora a casa con mamma e papà, accettano l'Euro a post. E il vero problema di questa categoria siamo stati noi stessi quando, attorno al 2007, abbiamo cominciato a incitare la gente a fare giornalista anche tu, mandaci il video dell'incidente all'angolo della strada, mandaci il video curioso, mandaci questo. Io non ho visto avvocato anche tu. Vai dall'avvocato, digli sì, ma io sono più avvocato di te e vediamo che cosa ti risponde. Non ho visto dottore anche tu, oncologo anche tu e così via. Non ho visto Comunque, guarda, ingegnere la anche cosa tu, più brutta, io il ponte Antonino, lo farei sai così. cos'è? Io, Capito? allora, purtroppo non tutti possiamo inseguire i nostri sogni, tanti fanno anche dei mestieri che non piacciono e vabbè, io forse E non non ci riuscirei posso mai, fare niente io. io non riesco non mi alzerei neanche dal letto se non mettessi passione in quello che faccio tutti i giorni. Però posso dirti una cosa, senza che è brutto quando si approfitta delle passioni e della voglia della gente. Io vedo, ma come succede a volte nella ricerca, nei ragazzi che studiano, che lavorano nella ricerca, è lo stesso, che te sfrutti il fatto che questa gente, magari proprio un ragazzo appassionato di giornalismo, quello che ci tiene lo vuol far diventare mestiere della vita, che lo bastoni perché sai che tanto lo puoi usare e il prezzo di mercato è quello lì. Quello mi ferisce, come mi ferisce quando Sì. vedo, io mi ricorderò sempre nel mondo della ricerca, io ti racconto sempre questo episodio, non voglio fare i nomi, passo da palo in frasca, però ero su una nave oceanografica e c'erano insieme a me, io ero, pensa, studente triennale, dovevo fare ancora i 2 anni di specializzazione. A me andava benissimo fare quel viaggio, diciamo, non pagato su una nave oceanografica perché era esperienza. Insieme a me c'erano ricercatori che andavano per i 50-60 anni, persone straordinarie, meravigliose, che però poi a un certo punto uno è tornato a fare l'antiquario, uno è tornato, non buttato via, no, perché non butti mai via niente, perché nella vita le esperienze servono sempre a formarti e a creare la persona che sei, ma persone che gli hai spento qualsiasi entusiasmo, tenuti a fare i ragazzini e tenuti alla fame per anni fino a che non si sono e alcuni sono ancora lì, alcuni sono rimasti imperterriti col contratto ultra precario e hanno costruito la loro esistenza con la famiglia, figli, con questi. Perché? Perché li tieni attaccati? Perché sono persone appassionate. E quando sfrutti le passioni per schiavizzare, fra virgolette lo voglio mettere, però si parla proprio quasi di schiavismo a volte, le persone, è terrificante, perché No, invece con ma altri mestieri, posso dirti la verità, la gente ti manderebbe a quel paese dopo 2 minuti e non gli paghi in indubbiamente. tempo, capisci? O se non gli dai quello che gli aspetta. Invece quando sono queste persone super, fra parentesi, la cosa terrificante è che sono persone anche super, con dei super curriculum, quindi Sì, super sì. professionalizzate, capisci? Sì, ma vedi, il problema è che accanto a questi qui tu trovi tutta una manica, ripeto, parlo della mia professione, trovi una manica di avventati che non sono giornalisti, non hanno il tesserino, non hanno niente, però pur di avere la visibilità di dire io scrivo qua,
sono disposti a qualsiasi cosa. E allora l'editore disonesto campa su questo, l'editore ne prende 3-4, li fa lavorare come i muli, non gli paga i contributi, non gli paga le cose e poi scoppiano i grandi casi di cronaca e così via. Io dico solo una cosa a tutti questi fenomeni che dicono che l'intelligenza artificiale cambierà il giornalismo e lo farà sparire. Ecco, fate sapere a questi fenomeni che la macchinetta, il prompt di ChatGPT o quello che volete voi, i piedi non li ha per andare a intervistare, per esempio, la vedova di Totorrina a Corleone, capito? Non ce li ha i piedi per andare a Baghdad o a Teheran a raccontare come si vive o si muore sotto le bombe israelo-americane. Non ha i piedi per andare a Tel Aviv e parlare con quelli che scappano dentro i rifugi un giorno sì e l'altro pure. L'intelligenza artificiale queste cose non le fa, perché il mio maestro Pierluigi Magnaschi mi ha insegnato che il giornalismo è fatto di due cose, facce e storie. Se mancano non è giornalismo. E credetemi, tanta di quella roba che io vedo ora sui giornali non è giornalismo. Sono pienamente d'accordo con te. Antonino, io ti devo lasciare 5 minuti prima perché devo salire in questo palazzo perché mi stanno aspettando tutti, anche se questo discorso, diciamo, era... Ma poi ti dico, parlando dell'intelligenza artificiale, guarda, non sono uno che ne parla male, sono sicuro che aiuterà su certi tipi di lavoro. Penso a quello che magari si poteva fare. Sui ragazzi penso che siano dei problemi perché se già i riassunti... Posso capire farsi fare delle sintesi per dirti l'intelligenza artificiale, ma se non sei capace te a fare una sintesi è un grave. Quindi insomma spero che almeno i ragazzi imparino e si possano, diciamo, non lo so, io vedo troppa gente che guarda, io vedo troppa gente velocizza tante operazioni, però lo sai cos'è? È il ragionamento, lo spunto, esatto. L'idea nuova, che ma magari poi si arriverà anche a quello. Italiano. Sì, va bene, però magari l'intelligenza artificiale, l'ortografia, secondo me la impara anche meglio di noi da un certo punto di vista, però è lo spunto, la scintilla, il ragionamento nuovo, la riflessione. Non penso che arrivi a tanto. Sono 17:57 minuti, io vi saluto in anticipo. Scusami Antonino, ma mi stanno aspettando tutti e purtroppo ci tengo veramente a non fare tardi perché quando si tratta di territorio sai che io metto subito le ridotte per affrontare la salita perché voglio portare a casa un risultato importante. Vi saluto tutti. Non ti preoccupare. Va bene? Grazie a te, grazie. Prossimo venerdì mi impegno a rimarrò mezz'ora in più, guarda, se ti fa piacere. Un caro saluto a tutti voi. Ciao Natalia, ciao Antonino e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ciao a tutti. Ciao, un abbraccio. Comunque, per concludere la nostra questione, io comincio a vedere in certi giornali, me ne accorgo quando li leggo al mattino, sia quando preparo la rassegna stampa per voi, mi accorgo che c'è gente che non sa proprio scrivere in italiano, cioè questa cosa non c'entra, si scrive questa cosa non C''entra, non c'entra tutto attaccato nel senso di centrare e andare al bersaglio, non è così, in italiano si scrive C''entra. C'è gente che non sa scrivere così. L'altro giorno io su un importante giornale di cui non farò il nome dice la tale cosa non c'entra, scritto c'entra e non C''entra. Allora una volta nelle redazioni c'erano i famosi correttori di bozze, ma bastava anche un caporedattore sufficientemente sgamato che veniva, t'acchiappava per un'orecchia, ti faceva una cazziata facendoti sentire una cacca davanti al resto di tutto l'equipaggio e dopo imparavi a scrivere in lingua italiana, perché vedete, il giornalismo è un servizio pubblico e a maggior ragione deve esprimersi in corretto italiano. Se non lo fa, noi parliamo male, impariamo male, informiamo male, pensiamo male, agiamo male, perché noi diventiamo ciò che pensiamo. Ma adesso, signore e signori, a proposito di pensieri, abbiamo il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, grazie a Dio lui pensa bene, per cui a maggior ragione io vi lascio nelle sue mani con Liberamente. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.